Si torna in campo dopo la delusione, la rabbia, le polemiche, una partita attesa perché nella testa c'è voglia di rivalsa, negli occhi la grinta di chi vuole far vedere di che pasta si è fatti, mettere da parte il rammarico per una sconfitta di misura, c'è chi invece deve mettere da parte le parole di una settimana ricca di tensione, attacchi e contrattacchi per far valere la propria ragione, mettere da parte ciò che è stato per proiettarsi su quello che sarà, perché nei 90 di gioco tutto può succedere, per tracciare un cammino chiaro da qui ai prossimi mesi. E allora si torna in campo per parlare di emozioni e spettacolo, per goderci il calcio. Amici di Sportisidi, da parte di Luca Bucceri, buon pomeriggio e benvenuti all'Antonio Licauli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana San Vito Lo Capo, gara valida per la 24esima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Le vedete in campo le squadre pronte a partire per questo match che, come detto, è attesissimo sia dal San Giorgio Piana, reduce da una sconfitta di misura a Cammarata, dove la squadra di mister Boncore ha ben figurato, ed è stato sfortunato la squadra rossonera per una sconfitta maturata nei primi minuti di gioco. Dall'altro lato il San Vito, che invece viene fuori da una settimana ricca di polemiche, come detto, per quanto successo a Licata. Andiamo subito a vedere le formazioni che si sfideranno questo pomeriggio, partendo dal San Giorgio Piana di mister Boncore, che schiera il 4-3-1-2 con Lamine in porta, in difesa Neri e Gaio centrali, Mulè e Yamme come terzini, centrocampo con Passero, Diacatessa e Nasardo, trequartista Candela, mentre Secan e Amaya giocheranno in avanti. Dall'altro lato risponde il San Vito Lo Capo con Rusconi in porta, Chieffo e Touré centrali, Ndiaye e la Commare Terzini, a centrocampo Sacco e Mustaccia che aggiranno alle spalle di Tarantino, Sadotti e Bulades, in attacco Guaiana. Tutto pronto per partire agli ordini del direttore di gara Pecora della sezione di Messina, coadiuvato da due assistenti catanesi, Conticello e Privitera. Qualche minuto di attesa prima di poter dare il via alla partita, con qualche problema alla rete della porta difesa questo pomeriggio da Rusconi del San Vito Lo Capo. Si è subito andati a sistemare il problema e dunque tutti pronti per iniziare. Check tra arbitro e assistenti. E prende il via la sfida. Dunque mettetevi comodi e godetevi San Giorgio Piana San Vito Lo Capo, con il primo pallone giocato proprio dai padroni di casa, con Neri che prova a calciare in avanti, a cercare Amaya. Riesce la difesa del San Vito ad allontanare. Qua Passero prova in qualche modo a contendersi il pallone, riesce ad ottenere la rimessa con Mustaccia, che aveva provato a infastidirlo. Ora Yamme va a lungo, proprio Mustaccia. Diacatè non riesce a intervenire, riesce in qualche modo Sadotti, poi Tarantino non controlla e non può evitare la rimessa laterale col San Giorgio, che resta in zona offensiva. Yamme, Amaya, pallone per Passero che duella con Ndiaye, viene spinto, riesce il giocatore del San Vito a ottenere la rimessa dal fondo, a primi tentativi ovviamente del San Giorgio di affacciarsi in avanti. Rusconi da Touré e poi prova Ndiaye, pallone da Tarantino in avanti, salta Capitan Gaio che riesce a ottenere il pallone. Amaya, pallone da Passero, si va da Yamme che mette subito al centro, pallone impreciso che si spegne sul fondo. Buona giocata dal recupero difensivo di Capitan Gaio.
e gioco che si è sviluppato sulla destra. Touré, pallone per Ndiaye con Passero che pressa, non riesce a intervenire il numero 4, può salire il San Vito con Guaiana che scambia subito con con Sadotti, scusate, il pallone a cercare Sacco che non riesce a controllare, si deve portare sull'esterno, poi Candela fa fallo, calcio di punizione. Prima ottima ripartenza del San Vito con Guaiana. Qua attenzione, subito battuta veloce, pallone messo dentro da Bulades, Lamin la fa sua, calciato in avanti, qua sbaglia un attimo la traiettoria Lamin, pallone che torna nelle zone di Bulades, poi Candela riesce a toccare sulla giocata di Mustaccia, rimessa laterale con Bulades sul pallone che lascia alla Commare per poter ovviamente cercare una battuta più lunga. Si era avvicinato Sacco, non ha ottenuto il pallone. Sadotti, qua giù Guaiana, non c'è nulla e allora prova Passero a salire. San Vito che voleva l'ultimo tocco del numero 4 del San Giorgio, non è stato così, allora rimessa laterale nella zona davanti alla panchina di mister Boncore con Moulet che andrà lungo, pallone che sfugge dalle mani, chiede il cambio il San Vito, non di questo avviso il direttore di gara. Secan scambia con Amaya, Candela, bravo Mustaccia a tenerla, poi ancora Amaya che di fisico prova a rallentare il gioco. Moulet, si alza il campanile, Diakate, bravo su Guaiana e allora Passero che può giocare, pallone che viene intercettato e allora si alza con Ndiaye. Sadotti poi qua subisce fallo, calcio di punizione. Sannataro si mette subito davanti la palla per evitare la battuta veloce di Mustaccia. Giocata di Bulades a cercare Guaiana, bravissimo qua capitano Gaio, il pallone però che resta lì. Sacco, Mustaccia, scambio veloce con Sadotti che non riesce a intervenire, la palla va nella zona di Tarantino con Ndiaye che si sovrappone, pallone messo al centro, Lamin riesce ad intervenire evitando il possibile angolo. Squadre che ovviamente dopo 5 minuti si stanno studiando per cercare ovviamente il buco difensivo per farsi male. Gaio calcia lungo a cercare Secan, salta bene qui la Commare, pallone resta lì, Tarantino, Yamme e pallone che arriva a Lamin dopo una deviazione, calcia subito in avanti il portiere del Piana. Qua Maia rischia tanto, Ndiaye che svirgola, Candela può caricare il destro, ancora Candela, la finta su Sadotti, Candela calcia, pallone fuori e prima vera occasione della partita al quinto, capita tra i piedi di Candela che aveva fatto capire le proprie intenzioni, una finta per accentrarsi, poi destro che non ha fortuna, pallone in avanti, Mula di testa, Sacco interviene, Bulades, Guaiana, bravo Capitan Gaio, giocoliere in questo caso, poi va giù, non c'è nulla per il direttore di gara, si gioca, Sacco, pallone indietro per Diakate, Passero, sale Mustaccia, c'è pure Guaiana vicino, non riesce ad ottenere il pallone il bomber del San Vito, pallone in rimessa, affidato alla Commare. Studia un attimo la situazione nel numero 2, allora è Guaiana che si avvicina e la riceve. Candela, bravo, qui riesce anche ad ottenere la rimessa laterale, battuta subito da Moulet, ancora una volta pallone che sfugge dalle mani del numero 3. Qua giù Diakate su contrasto con Sadotti, calcio di punizione per il San Giorgio.
con Capitan Gaio che studia ovviamente la situazione per cercare quella che potrebbe essere la miglior soluzione, che in questo caso è andare indietro da Lamin e scambiare con Neri. Sale sulla destra Neri, calcia in avanti. Qua Chieffo non si fa sorprendere. Diacate. Tamulè che alza lo sguardo, vede Candela, scambio di prima con Secan che va giù, c'è Passero che può calciare, pallone. Facile preda di Rusconi che non è impensierito da questa conclusione rasoterra. Può ripartire dal basso il San Vito. Qua bravo Ndiaye a scambiare con Sacco. Poi a cercare Bulades che è solo. Candela aspetta sulle gambe, poi calcia in avanti Bulades. Pallone che arriva nelle zone di Lamin. Aveva visto il movimento di Tarantino che però non è riuscito ad arrivare sul pallone, come in questo caso non riesce ad arrivare sulla palla Secan, infastidito dall'intervento di Ndiaye. Rimessa laterale per il San Vito con il pallone che arriva nelle zone di Guaiana. Si trattengono un po' i giocatori di San Vito e San Giorgio. Qua sbaglia la giocata la Commare. Allora Secan vede il movimento di Amaya. Amaya la finta a saltare Touré. Poi il pallone resta ancora lì. Secan può metterla al centro. Riesce ad ottenere il calcio d'angolo. Qui rischio per Aziz Touré che non era riuscito a intervenire. E pallone in calcio d'angolo. Primo corner della partita per il San Giorgio. Tutti dentro, tranne Mule e Candela. E Sannasardo al limite dell'area di rigore. Pallone messo al centro. Fa tutta l'area di rigore. Pallone che esce dall'altro lato, ma direttore di gara che vede una spinta e dunque fallo in attacco, ma occasione da correre per il San Giorgio con il pallone messo bene al centro. Non è arrivato nessuno. Allora Rusconi fa ripartire i suoi con Touré che scambia con Chieffo. La Commare. Nsako. Sannasardo lo pressa, lo mette in difficoltà tanto quanto basta per ottenere la rimessa laterale con Candela subito sul pallone. Voleva battere celermente. Non c'era nessuno però dei suoi a disposizione. Pallone che resta in zona Mulè. Poi Sannasardo non riesce ad intervenire, anche perché comunque c'è cambio, perché alla terza rimessa laterale un po' così così di Mulè, l'arbitro fischia il cambio. Sacco, pallone per la Commare, pallone alzato a cercare Bulades che in qualche modo interviene. Poi Gaio si complica la vita. Sacco, pallone in mezzo tra lui e Sannasardo. Candela, Bulades di testa. Gaio si fa trovare pronto. Attenzione qua all'intervento scomposto con Capitan Gaio che va giù. Direttore di gara che richiama Gaio. Stessa cosa per Guaiana. I due si chiariscono. Ok, discussione tra Gaio e il direttore di gara. Può comunque ripartire con Neri che allarga da Yammer. Ottiene il pallone Neri. Si va avanti da Fefe Amaya che cerca di controllare come può. Pallone che arriva in zona Passero. Mustaccia, scalcia, però c'è ancora Passero. Pallone messo al centro in zona Secan. Non c'è nessuno a rimorchio e può ripartire il San Vito con Bulades che calcia in avanti a cercare Guaiana. Si alza la bandierina di Conticello. Fuori gioco. Si salva il San Giorgio. Buona azione offensiva del San Vito. Neri alza lo sguardo, vede il movimento di Sannasardo, però preferisce tornare da Yam. Pallone calciato in avanti a cercare Fefe Amaya. Ture calcia via.
Amaya. Va giù Sadotti, non c'è nulla per il direttore di gara. Mule può salire, si allarga Candela, si va per vie centrali da Amaya, anzi da Candela, scusate. Tiene il pallone, prova a saltare la Commare, non ci riesce, va giù il numero 2 del San Vito, fallo di Candela. Calcio di punizione, è riuscito la Commare ad ottenere ciò che voleva. È caduto nel tranello Candela che cercava di riprendere possesso del pallone, l'ha fatto in maniera fallosa, quindi per il direttore di gara Pecora non c'è stato altro da fare per fischiare il calcio di punizione. Chieffo, interviene Sadotti, senza fallo Mule, Mustaccia, scambiano nuovamente con la Commare, allora Chieffo in avanti da Sacco, Sadotti, cambia tutto Mustaccia, cercare Tarantino che non controlla, fa rimbalzare il pallone, poi va da Ndiaye. Bravo, qua Passero. C'è vicino Amaya. Allora Secan, Sannasardo. Scambia nuovamente con Amaya. Che alza la testa. Vede la sovrapposizione di Passaro. Che prova a metterla al centro. Scivolata di Ndiaye. Che era riuscito a intervenire sul pallone. Voleva evitare l'angolo. Non c'è riuscito. E allora corner sempre a disposizione del San Giorgio. Sempre nei piedi di Passero che chiama lo schema. Pallone messo dentro, riesce a intervenire la difesa del San Vito che allontana. Pallone di Sannasardo ceduto a Candela. Sacco, Neri alza il pallone. Secan cerca di controllare, va giù. Non c'è nulla per il direttore di gara se non la simulazione di Secan. E dunque ammonito il 19 del San Giorgio che aveva cercato il contatto con il difensore del San Vito. Per Pecora è simulazione. E dunque giallo per Secan. Può ripartire Rusconi che cede ad Aziz Touré. Bravo qua Amaya, Candela. Ancora Secan, ancora da Candela. Pallone a cercare Sannasardo. Alza la testa, prova a metterla al centro. Era un po' più avanti Secan. Mustaccia di testa allontana. Pallone che torna in zona Neri, che non controlla, preferisce andare subito in avanti da Secan che scambia con Amaya. Secan può calciare, murato da Sacco. E Chieffo che a calcio in avanti a cercare uno tra Sadotti e Guaiana. Pallone alla fine torna in zona Lamin che calcia in avanti a cercare Candela. Rimessa laterale. La Commare. Bravo Mustaccia qua a saltare Passero con un tocco che ha ingannato il numero 4. Allora sale il 10 del San Vito, scambia con Tarantino. Pallone messo dove doveva esserci Bulades. Interviene la difesa del San Giorgio che può correre. Candela. Dopo che Amaya era stato frenato. Secan prova a incunearsi in area di rigore. C'era Amaya, brava qui la difesa del San Vito a rimanere composta e a capire le intenzioni del numero 19 che era andato a rimorchio da Amaya. Si allontana il pallone, rimessa laterale, subito battuta con Yamme sul pallone. Guarda al centro dove c'è Amaya, di testa la Commare, allontana Diakate, Taneri, il cui controllo non è dei migliori. E allora pallone che era ritornato momentaneamente in possesso del San Vito, così come in questo caso era ritornato momentaneamente in possesso del San Giorgio. Qua attenzione, lo scontro tra Neri e Sadotti. Sembra il numero 3. No, non è Sadotti.
Dovrebbe mancare all'appello tarantino, quindi è il 19 a terra che in contrasto con Neri è andato giù, colpo alla testa, è ricaduta sul terreno di gioco, ma numero 19 che si rialza, solo un colpo fortunatamente. Invitato ovviamente Tarantino a uscire dal campo, dato che è stato curato dallo staff del San Vito, quindi momentaneamente squadra di Mister Colombo in 10. Pallone calciato in avanti, cercare Bulades, qua Moulet non riesce a controllare bene, sbaglia anche il secondo controllo, però è bravo qua nella giocata per smarcarsi da Bulades. Diakate si allarga anche Lamin per cercare ovviamente di essere pedina di gioco per i suoi, calcia in avanti a cercare Passero qua, bravo Ndiaye, però Yamme mette il turbo, mette al centro dove poteva e doveva esserci Secan, il pallone era quel poco in più in là che non ha permesso al 19 di intervenire. Secan che tra l'altro è stato il mattatore nel match contro il Licata che ha consegnato la vittoria al San Giorgio. La Commare, pallone calciato subito in avanti, attenzione qua di Akate che non perde il pallone sull'intervento di Guayana che si dispera. Nei, pallone per Sanna Sardo, alzato verso Secan, Deie prova ad allontanare, Mule di testa, pallone che termina in rimessa. La Commare guarda un attimo i suoi, Staccia decide di andare da Touré, allora si va da Ndiaye. Tarantino, Yamme corre, il numero 7 ha la possibilità di mettere il pallone al centro, lo fa, pallone ben difeso da Aziz Touré che mette in calcio d'angolo, continua a creare gioco sulle fasce il San Giorgio, continua ad ottenere corner affidati ai piedi di Passero che guarda i suoi. Sanna Sardo prova ad avvicinarsi ma lo marca subito stretto Tarantino e quindi schema con pallone da mettere al centro. Così è Amaya, pallone che scheggia il palo, occasione al 21esimo di gioco con il palo di Fefe Amaya vicino al gol del vantaggio. Pallone come detto calciato al centro da Passero, inserimento del numero 9 ex Niscemi che di testa scheggia la parte esterna del palo della porta, difesa da Rusconi. Dopo le conclusioni di Candela e di Secan continua a costruire gioco il San Giorgio. San Vito che subisce un po'. Rusconi qua calcia in avanti, Diakate interviene di testa, pallone che arriva a Sanna Sardo. Passero prova a giocarla verso Amaya, mette il fisico Ndiaye che poi sbaglia di sinistro a controllare, non riesce a calciare via, ottiene il San Giorgio una rimessa laterale in zona più vicina all'angolo. Yamme scambia con Passero, mette subito al centro dove può controllare Secan che va ora in possesso del pallone. C'era vicino Candela, Bulades calcia via con deviazione di Candela. Opportunità per rifiatare, per rimettere un attimo in ordine le idee per il San Vito che fin qui non è riuscito a costruire dopo 22 minuti di gioco occasioni nitide alle parti di Lamin. Anche di
Una buona preparazione del match da parte di Mister Boncore. Lamin. Finta su Guayana. Attenzione qui Lamin che si complica un attimo la vita sul pressing del numero 9. Però la palla che arriva a Moulet, che calcia in avanti da Candela. Pallone per Sannasardo. Ci pensa, scambia con Amaya. Ancora Sannasardo che può allargare da Yamme. Diakate. Si torna da Yamme. Neri. Alza lo sguardo. Calcia in avanti. Non è preciso. Pallone che non si alza quanto vuole il numero 2 del San Giorgio. Così come non riesce in questo caso il pressing di Passero e di Yamme a concedere la rimessa laterale al San Giorgio. Pallone che è in possesso del San Vito, con Ndiaye che proverà a far guadagnare metri ai suoi. Guayana tra petto e braccio dalla tribuna occupata dai tifosi del San Giorgio si rumoreggia. Tra l'altro iniziativa del San Giorgio che ha aperto ai biglietti gratuiti per tutti i residenti di Piana, e Paese che ha risposto presente in questa partita. Chieffo, dopo essere riuscito a intervenire su Secan, non riesce in questo caso a cedere alla Commare. E allora Maia batte subito Candela. Ancora da Maia, si scambia con Sannasardo. Sannasardo può metterla al centro. Chieffo, Mura ancora Sannasardo dentro. C'è Amaya che può calciare al volo. Sforbiciata del numero 9. Altra occasione. Sempre per Amaya. Dopo il palo prende coraggio, se ne fosse bisogno, il numero 9 del San Giorgio. Mosconi sul pallone. Calcia in avanti il numero 1, dove c'è la Commare di Akate in contrasto con Guayana, che ora scambia con Bulades. Il pallone termina fuori, non per Conticello che era lì e non può ovviamente sbagliare questa chiamata. Pallone che resta in gioco. Tarantino che si è ripreso dopo il colpo subito con Neri. Sacco. Moulet in contrasto con Bulades. Calcio di punizione. Perché regalare un fallo così? Direttore di gara che richiama Mister Boncore. Discussione tra il direttore di gara e la panchina del San Giorgio, con Passero che prova, anzi scusate, con Amaya che prova ad allontanare il direttore di gara per spegnere la discussione, per fare ripartire il gioco che in questo caso è in zona pericolosa per il San Giorgio, con una punizione per il San Vito con Mustaccia e Bulades sul pallone. Fuori Sadotti e Aziz Touré con Ndiaye un po' più largo a sinistra, oltre ovviamente a Mustaccia e Bulades. Pallone messo al centro, non interviene nessuno, non interviene la difesa. Qua in questo caso invece sì, su Tarantino prova a ripartire Yamme con Secan. Pallone che arriva come un fulmine sui piedi di Yamme dopo l'intervento della difesa del San Vito. Non può controllare in nessun modo il numero 7. Prova a giocare in velocità il San Vito con Neri che interviene in tranquillità su Tarantino e calcia avanti. Non interviene Ndiaye. Sannasardo, bravo qua col tacco a intervenire. Amaya non riesce a intervenire sulla giocata di Mustaccia, che con un no look cerca il movimento di Bulades. Pallone che però è un nulla di fatto per il San Vito, con il possesso per Lamin che calcia in avanti a cercare Candela. Intervento con Bulades vicino che fa su il pallone. Chieffo, Secan prova a pressare. Attenzione qua l'intervento tra Sacco, Candela e Diakate. Calcio di punizione per il San Vito.
tante proteste per questo fallo. Mulades, la Commare tocca quel tanto che basta per far arrivare il pallone a Sacco. La Commare, pallone messo al centro da Bulades. Mulè calcia in avanti per allontanare. Non ci pensa tanto sulla realizzazione. Importa ovviamente il finale, ovvero il pallone allontanato dalle zone calde lì davanti o dietro, in questo caso per Mulè. Rimessa laterale per il San Vito che guadagna metri, guadagna anche coraggio con Sacco che prova a giocarla, interviene puntuale Diakate e ha un'altra rimessa per il San Vito, questa volta affidata a Bulades con con Sadotti, scusate, che si avvicina velocemente. La Commare di testa l'alza senza dare tanti pensieri e grattacapi a Lamin. Si gioca, si corre con Neri che si ferma su Guayana. Passero con Yamme, prova a calciare in avanti, a cercare il movimento di Sekan, riesce a intervenire alla difesa del San Vito. Sekan, qua ancora un altro contrasto con Aziz Touré, rimessa dal fondo. Chieffo, pallone dalla Commare. Diakate interviene, Mustaccia non riesce a tenerla, Amaya tocca la difesa e quindi Rusconi non può intervenire. Pallone da San Sardo che non controlla bene, poi qua Sekan fa fallo su Sadotti, calcio di punizione. Dai, vai Fede! Dai Mario! Pallone calciato in avanti. Amaya prende posizione. San Sardo prova il movimento per Sekan. Amaya calcia subito. Pallone che termina addirittura quasi fuori dall'impianto. Cercato la conclusione estemporanea per cercare di sorprendere Rusconi. Non è riuscito. Fefe Amaya. E allora San Vito che ha la possibilità di ripartire, di creare un'azione per cercare di andare avanti, per cercare di impensierire gli uomini di Mister Boncore che fin qui sono stati ordinati in campo, così come tra l'altro anche gli uomini di Mister Colombo. Pallone in avanti che resta a centrocampo. Tarantino prova la giocata, interviene bene qui il San Giorgio a spegnere la costruzione. Sadotti, Guayana qua controlla con la mano, direttore di gara vicino, calcio di punizione. Diakate da Passero, prova la giocata, prova anche ad accelerare, resta però un attimo impantanato per così dire. Pallone che torna in possesso del San Vito con la sventagliata a cercare Bulades, capisce tutto Mulè. Amaya può salire, può accentarsi di tacco, bravo Amaya per Sekan che sfida la Commare. Sekan la mette al centro, pallone che scavalca la traversa. Opportunità per l'ex Accademia Trapani di mettere al centro un pallone velenoso, non riesce in questo caso Touré. La Commare e Chieffo che si scambiano qua, sbaglia Capitan Chieffo. Rimessa laterale, Mulè subito a battere da Sannasardo, il numero 10 spinto da Mustaccia. Mulè, Amaya spinge Touré, pallone verso Sekan, si accontenta. Candela della rimessa, Sannasardo, altra rimessa laterale. Mulè può metterla lunga, c'è vicino
Sannasardo che la fa sua, alza la testa, la mette al centro dove c'è Passero, spinge Ndiaye, pallone messo in angolo, va giù il numero 6 che voleva la spinta e dunque il fallo in attacco. Non è di questo parere il direttore di gara che indica la bandierina. Calcio d'angolo, altra occasione al 33esimo dalla destra ai piedi di Passero. Sannasardo abbozza il movimento per avvicinarsi. Intanto in area di rigore è caduto capitano Gaio in uno scontro forse con Sadotti. Passero pronto a metterla al centro, alza la testa, Chieffo allontana, calcia subito di prima Sannasardo, il sinistro però si spegne sul fondo. Chieffo, Second lo pressa, allora si va dalla Commare, qua Moulet prova a recuperare il pallone in qualche modo, Guaiana, di mano di Sadotti, non se ne rende conto il direttore di gara, allora pallone che torna nelle zone di capitano Gaio. Daneri, calciata, cercare Sannasardo, interviene qua Ndiaye che poi scambia con Tarantino, salta in qualche modo Yamme, poi però nel movimento, nella giocata non riesce a costruire bene il San Vito. Passero, pallone in zona second che però era più in là e non riesce a intervenire sul pallone. Qua corre tanto Candela, Sacco riesce a farla sua, pallone verso Guaiana da Bulades. Attenzione qua, Passero va giù, calcio di punizione, non fa continuare il direttore di gara, fischia subito il fallo. Diacate sul pallone, Guaiana vicino per cercare ovviamente di chiudere quanto più possibile le chance di gioco, e infatti così è stato perché si è andato da Moulet che ha sbagliato il controllo. Mustaccia, Sacco, pallone di La Commare verso qualche suo compagno, cioè per via centrale, che si spegne in rimessa laterale con La Commare sul pallone. Sacco, giocoliere su Diakité, Guaiana, Passero lo pressa, pallone da Gaio che allontana, e ancora La Commare che prova a cercare il movimento di Sadotti. Qua Passero che può calciare in avanti a cercare Second, non lo trova perché c'è Ndiaye. Allora Mustaccia che può ripartire indietro da Capitan Chieffo con La Commare pressato da Candela, riesce qua a fare bene. Sannasardo può calciare, Rusconi vola e mette in angolo. Un'altra occasione d'oro capita tra i piedi di Candela, bella conclusione del numero 8 sul recupero difensivo, destro che impensierisce non poco il numero 1 del San Vito. E ora Passero che aspetta l'ingresso in area di rigore di Gaio, arriva pure Moulet, fuori solo Sannasardo e Candela, pallone messo al centro, palo di Neri, poi Yamme a un altro palo, nega la gioia del gol al San Giorgio, un altro palo da calcio d'angolo di testa. Yamme calcia a cercare Secan, vuole qualche tocco di mano il reparto offensivo del San Giorgio, non è di questo avviso Pecora che era lì vicino, però San Giorgio che è davvero pericoloso, crea tantissimo in questo primo tempo, 37 sul cronometro, due pali, uno preso da Amaya e uno da Neri, tante conclusioni dalla distanza, tra cui quello di Amaya, quello di Candela, dalla quale è nata questo calcio d'angolo. Moulet può calciare, murato da Bulades. Neri da Passero, Yamme di prima, mette al centro Chieffo, allontana Amaya, ancora Passero che può incunearsi, pallone da Yamme che controlla, mette al centro dove deve rincorrere Amaya e dove Bulades invece decide di
mettere il punto per fermare l'azione offensiva del Piana, per cercare ovviamente di permettere ai suoi di riportare ordine. La Commare a cercare Guaiana, spinto un po' da Diakate, poi Sacco in mezzo a due, bravo qua il numero 14 che allarga da Ndiaye, che può andare da Tarantino e lo fa. Tarantino si accentra, Sacco sbaglia qua un attimo il controllo, però il pallone che torna a Bulades, si sovrappone bene la Commare, ma bravo qua ad intervenire Candela che cerca di evitare l'angolo, ci riesce perché l'ultimo tocco a quanto pare per Conticello era di un giocatore del San Vito Non ce ed n'è. è Pecora L'arbitro ci ha dato il che calcio d'angolo. decide di cambiare e dare l'angolo al San Vito con Mustaccia sul pallone. 39 sul cronometro. Tanto movimento in area di rigore. Pallone messo al centro, colpo di testa, salva Diakate sulla linea, poi Bulades, pallone che resta lì, si salva il San Giorgio e allora Lamin che può calciare subito in avanti a cercare il movimento di Sacco, pallone che non rimbalza a terra per fortuna di Touré. Rimessa laterale, ma che brivido per il San Giorgio su questo calcio d'angolo, salva Diakate che sulla linea riesce ad allontanare di testa ed è proprio Diakate ora ad ottenere il pallone e scambia con Gaio. Calcia in avanti con Passero che può correre, infastidisce tanto quanto basta Ndiaye per ottenere, indovinato un po', un altro calcio d'angolo che batterà sempre il solito Passero. Tanto movimento, tanto scambio di giocatori tra chi è in aria e chi resta fuori, i soliti Sannasardo e Candela come ultimi. Passero la mette al centro, ancora ad allontanare Ture. Tarantino prova a saltare, pallone che va in zona. Gaio calcia, pallone verso Secan, ancora Gaio va giù. Non c'è rigore perché c'è il tocco su Chieffo. Prima calcio di punizione, si salva il San Vito, ma un'altra grandissima occasione per il San Giorgio con Capitan Gaio. Dai raga, dai che fa? Dai Samu! Con lo time out. Riprendiamo raga! Andiamo! Si può ripartire, 41 sul cronometro, 4 più recupero alla fine di questo primo tempo che in occasioni è stato dominato dal San Giorgio. Pallone in rimessa laterale. Candela con Secan che prova di testa a scambiare con Fefe Amaya. Ancora Sacco. Sannasardo allarga da Amaya che alza subito lo sguardo a cercare Secan. Chieffo interviene e mette una pezza su questa azione offensiva. E allora Yamme batte subito verso Diakate il play. Scambia nuovamente con il numero 7. Si va da Capitan Gaio che preferisce spegnere tutto e andare da Lamin che calcia in avanti a cercare Secan. Bravo a intervenire in anticipo su Chieffo, ma alle sue spalle non agiscono Candela e Amaya. Pallone calciato in avanti con Neri a chiudere difensivamente. La Commare scambia con Bulades. Gaio sulla seconda arriva Mustaccia, poi Tarantino, bravo qua a fintare il movimento e poi Mulè allontana in rimessa laterale. Sul pallone la Commare, non vedete inquadrato, ora sì, può giocarla a cercare Bulades, interviene Mulè, allontana Candela, stoppa Mustaccia. Palla che va verso Ndiaye che aveva alzato lo sguardo per cercare il movimento dei suoi e ha perso
il momento nell'intervento sul pallone. E allora un favore per il San Giorgio. Qua Diakate viene pressato tanto da Sako Sadotti e Guaiana, però riesce fortunatamente per il Piana ad allontanare in zona Lamin, che ha calciato in avanti il pallone, che ora Dai, che stai è per perdendo una palla Diakate. di Qua gioco! pallone calciato in avanti a cercare Guaiana, difende la sfera Yamme. Si era disinteressato il giocatore del San Vito, che era in fuorigioco. Qua fischia calcio di punizione il direttore di gara. Ancora che chiede di mettere giù il pallone a Mustaccia, che riparte indietro da Chieffo. Cercare Bulades, che è solo e non riesce a sfruttare questa solitudine, perché il pallone è calciato troppo alto per permettere al numero 7, nonché ex capitano del San Vito, di costruire. E allora può qua giocarla il San Giorgio. Sbaglia Neri, sbaglia anche la Commare, che non riesce a dare a Bulades un pallone tranquillo. Poi Sacco, attenzione qua, la spinta, riesce a intervenire sul pallone Candela. Amaya vede la sovrapposizione di Yamme, che viene tratto in inganno dal controllo non controllo di Tarantino, che lisciando il pallone ha di fatto tratto in inganno il numero 7, che si è impuntato. Pallone in rimessa dal fondo con Rusconi, che al 45esimo scoccato può calciare in avanti per cercare ovviamente un'azione offensiva. Gaio calcia in avanti. Fefe Amaya anticipato da Ndiaye. Pallone che si spegne in rimessa laterale, con Yamme che torna indietro da Lamin. Corre Sadotti per dare fastidio al portiere del San Giorgio, e ci riesce, perché qui il pallone non è preciso. Mustaccia va giù, ammonito Capitan Gaio. 2 ammoniti in Casapiana, Capitan Gaio e Secan. Calcio di punizione, e dunque vedremo ora quanto sarà il recupero assegnato dal direttore di gara. Un minuto, prevedibile. L'unica interruzione è stata quella per l'infortunio di Tarantino, quindi un minuto di recupero già iniziato. Sono andati via 23 secondi. Occasione per il San Vito con Bulades, che prova a metterla al centro, allontana Gaio. Secan corre per cercare di evitare la rimessa laterale, non ci riesce. Sako vuole giocarla subito. La Commare sul pallone per guadagnare qualche metro. Pallone a cercare Sadotti. Mule interviene e finisce qua il primo tempo sullo 0-0 tra San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo, che in questo momento si dividono la posta in palio. Più pericoloso in questi primi 45 minuti di gioco il San Giorgio di mister Boncore, che ha costruito tanto, ha preso due legni con Amaya e con Capitan Gaio. Lo stesso Amaya e Candela ci hanno provato più volte anche dalla distanza. Per quanto riguarda il San Vito, poche se non quasi nulle occasioni da gol costruite dal reparto offensivo della squadra di mister Colombo. Quest'oggi
in avanti con Guaiana, supportato da Tarantino Sadotti e Bulades. Dunque ci fermiamo guardando i giocatori del San Vito fare cerchio a centrocampo come solito, ci fermiamo per l'intervallo e ci ritroviamo per i secondi 45 minuti di gioco di San Giorgio Piana, San Vito Lo Capo.
Rieccoci nuovamente in diretta da Piana degli Albanesi per il secondo tempo di San Giorgio Piana San Vito Lo Capo, risultato momentaneamente fermo sullo 0-0 al termine di un primo tempo con tante occasioni da gol per il San Giorgio Piana, tante emozioni, tanto spettacolo come avevamo detto in apertura, come ci auguravamo fosse dopo questa settimana vissuta tra il rammarico del San Giorgio per una partita persa a Cammarata e per quanto ovviamente è successo invece, quindi la rabbia del San Vito per quanto successo a Licata. Squadre, come detto, che si stanno dividendo momentaneamente alla posta in palio. Vedete in campo già il San Giorgio, mentre il San Vito sta rimettendo piede in campo proprio in questo istante. Squadre appunto che si stanno dividendo la posta in palio, con però l'ago della bilancia che pende un po' più verso il San Giorgio di Mister Boncore, che ha creato tanto, ha preso due pali con Amaya e con Capitan Gaio, si è resa molto pericolosa con Candela, con Secan, con Amaya, anche con Vito Sannasardo dall'altro lato. San Vito che non è riuscito a creare enormi grattacapi in zona Lamin. Vedete le squadre che rientrano in campo con gli stessi effettivi che hanno concluso il primo tempo e dunque si attende solo il via per questi secondi 45 minuti di gioco che porteranno ovviamente all'esito finale di questo match con Guayana sul pallone. Direttore di gara che attende qualche istante per fare ripartire il match. Ok agli assistenti. E riprende la sfida tra San Giorgio e San Vito con gli ospiti che controllano il primo pallone già regalato però al San Giorgio, con Passero che prova a intervenire in mezzo a due, cioè tra Mustaccia e Guaiana. Calcio di punizione ottenuto dal numero 4 e dunque si ricomincia per come si era finito con il possesso palla in favore del San Giorgio, con Neri che prova a servire a Maia, non si fa trovare impreparato Mustaccia, così come Capitan Gaio che qua subisce il fallo. C'è vantaggio con Secan che riesce a tenere il pallone, un altro palo con la deviazione di Rusconi in calcio d'angolo, ma quanta sfortuna per il San Giorgio Piana che viene fermato dai pali, anche pronti via al 45esimo, anzi al 46esimo, con Secan che dalla sinistra aveva fatto partire questa conclusione che si è stampata nettamente sul palo e intanto rimane giù Capitan Gaio. L'avevate visto poco fa, lo avevo detto, vantaggio lasciato dal direttore di gara al Piana per poi appunto arrivare alla conclusione di Secan, ma ad avere la peggio sul contrasto precedente è stato Capitan Gaio. Mani sul volto per il numero 5 del San Giorgio, soccorso dallo staff della squadra di casa. Occasione per il San Vito di parlare in area di rigore prima di questo calcio d'angolo, ed è particolare la scena con tutti i giocatori del San Vito raggruppati in area di rigore, quasi tutti i giocatori del San Giorgio intorno a Capitan Gaio, ad eccezione di Neri che si è avvicinato alla panchina anche per dare conto di quanto successo a Capitano Gaio e a Mister Boncore. E poi lo vedete all'angolo, uomo solo, Passero pronto a riprendere il gioco quando ci sarà la possibilità. Si rialza Capitan Gaio che zoppica, colpo subito alla caviglia destra.
Viene dato l'ok, Capitan Gaio dovrebbe farcela, tanto è costretto come da regolamento a lasciare il campo, dunque si attenderà l'uscita dal terreno di gioco del numero 5 che prova a Dario! uscire saltellando. Passero sul pallone. Pallone messo verso Sannasardo che calcia al volo. Cicca un attimo il pallone il numero 10, allora può ripartire il San Vito. Occasione di 3 contro 3, 4 contro 3 ora, poi qua sbaglia la ripartenza. E dunque San Giorgio che tira un sospiro di sollievo, qua Chieffo non riesce a intervenire, Passero bravo a tenere il possesso, deve indietreggiare Guaiana per mettere il pallone fuori. Candela batte subito a cercare Secan che mette giù la Commare, c'è vicino ancora Candela, prova nuovamente a mettere al centro per Passero. Sannasardo, pallone a cercare Fefe Amaya con Diaye, qua cade Yamme, scivola Neri, sempre da Yamme. Pallone messo al centro, Passero gira di testa. Si avvita il numero 4, pallone che arriva tranquillamente tra le mani di Rusconi. Pressa Secan. Pallone da Diakate. Si accartoccia Amaya pur di riuscire a prendere il pallone di testa. Yamme scambia con Passero, tunnel su Undiaye. Poi il numero 6 riesce a controllare il pallone. Allora Mustaccia, Aziz Touré da Sadotti che controlla, mette giù e prova a fare ripartire il San Vito. Bulades qua non riesce a tenere il pallone, frutto anche di un'ottima intuizione di Capitan Gaio che si è ripreso. Amaya allarga da Yamme. Sadotti prova ad uscire, allora si torna indietro da Diakate, pallone messo al centro a cercare Secan. Palla che va tra le mani di Rusconi. La Commare, pressato da Secan, costretto ad andare avanti. Bulades di testa da Gaio. Diakate si deve fermare il gioco per il fallo subito da Diakate. Gioco pericoloso, dunque punizione a 2 con ovviamente Gaio che andrà a cercare un compagno che in questo caso è Neri, prestato da Guaiana. Calcia in avanti a cercare il movimento di Passero. Ndiaye cerca in qualche modo di difendere, c'è Amaya, c'è Passero che fa su il pallone. Sannasardo controlla con la mano, sfortunato, molto sfortunato in questo caso. C'è Sannasardo che nel controllo si ritrova il pallone sulla mano, un tocco fortuito ma che ovviamente dal regolamento implica il calcio di punizione in favore del San Vito. Ma ancora un'altra volta si costruisce da destra e Sannasardo si fa trovare pronto, aveva la possibilità di rientrare e calciare. Rusconi in avanti, bravo qua Gaio, intervento puntuale. Secan prova a calciare in zona Maya, costringe Ndiaye ad allontanare, non riesce a intervenire Sadotti, rimessa laterale, batte subito Yamme in posizione avanzata. Sannasardo prova a metterla al centro dove Secan è costretto a correre. Tarantino, pallone al centro, Chieffo allontana. Mulè di testa, si appoggia su Bulades, torna da Sannasardo. Ah, Maya prova in qualche modo, pallone allontanato dalla difesa, ma alza la bandierina l'assistente. Fuori gioco forse di Amaya e dunque calcio di punizione. Amaya che era salito in cielo per prendere questo pallone, difesa del San Vito che era riuscito a murarlo, ma partendo dalla posizione di offside ed è dunque Rusconi ad avere la possibilità di fare riprendere il gioco per il San Vito, guadagnare ovviamente metri e andare in zona d'attacco. Rusconi calcia a cercare Guaiana, passa la palla dove c'è Bulades che calcia. Lamin mette le mani deviando in calcio d'angolo. Corner
affidato ai piedi di Mustaccia. Battuta corta da Bulades a maglia di testa. Poi ancora Bulades. Sadotti. Bravo Candela, può ripartire Sanna Sardo che fa correre Secan che cerca il duello e il contatto con Touré e riesce anche ad ottenere il calcio d'angolo. Bravissimo qua Secan, intelligente a non puntare direttamente alla porta di Rusconi. Attende tanto quanto basta per spintonare Touré e ottenere il calcio d'angolo affidato sempre a Passero. Tutti dentro. Sannasardo si muove al limite dell'area. Passero chiama lo schema. Sannasardo prova ad accentrarsi. Pallone messo al centro. Neris. Pallone Dai, che ma va non proprio fare nella zona così. di Sannasardo che non riesce ad arrivare per il tap-in. Occasione ghiotta per il numero 10. Ma ancora una volta da palla inattiva. Lucide. Giocate del San Giorgio. E si salva il San Vito. Rusconi chiama il movimento dei suoi, cercherà uno tra Tarantino e Bulades, e infatti è Tarantino a cercare di prendere il pallone. Chieffo prova ad allontanare come può, pallone che però viene controllato da Amaya, si va da Secan, ancora Amaya, alza lo sguardo da Passero, Ndiaye allontana di testa, c'è Yamme che può mettere giù, lo fa, pallone per Diakate, cercare Sanna Sardo, gioca con il pallone, giocata di gambe di Sannasardo su Ndiaye. Neri, finta ad aggirare Sako. Diakate alza il pallone a cercare Amaya, non riesce a intervenire Tarantino. Allora Amaya può accentrarsi, alza la palla da Secan. Bravo Touré a intervenire di testa. Sako, Guaiana. Neri costringe a farlo tornare indietro. Ndiaye dalla Commare, calciata in avanti a cercare Bulades, bravo Gaio a intervenire di testa, poi il pallone che ritorna in zona Ndiaye. Touré, giro palla, la Commare, rimpallo, Amaya di petto, prova Candela a controllare, non riesce, allora Chieffo allontana, là dove c'è Tarantino che può mettere giù e far partire il turbo, scambia con Bulades, ancora Tarantino che però si incarta sul pallone. Ringrazia la difesa del San Giorgio con Candela che prova a trovare il movimento di uno tra Sannasardo e Amaya, ma il pallone è in mezzo ai due e non riesce nessuno a intervenire. Poi attenzione qua, Secan spintonato, non c'è nulla per il direttore di gara. Restano giù Secan e Rusconi. Bulades si ferma. Restano giù sia Secan che Rusconi. Fate una punizione da Enrico, dai una punizione a voi. Chiamato l'intervento dello staff medico. Poi attenzione perché qua c'è un cartellino rosso in direzione di Boncore che viene espulso. Piana che continuerà questa partita senza il suo allenatore. E intanto Rusconi viene soccorso. Ha potuto fare lo dico perché Si rialza Rusconi rispetto al primo tempo. Già abbiamo visto in 12 minuti molte più interruzioni e ovviamente il recupero sarà più corposo. E primo cambio in casa San Vito, entra D'Amico, ad uscire è Tarantino.
si fa? Cosa che è successo? Cazzo, non lo vedi che è successo? Cazzo, non è perché fu quello pure tu che mi dici che è successo? Io ho detto Perché perché ti ha buttato fuori. Cazzo, Perché ti ha buttato fuori. perché ho protestato con guardialine. Cazzo, questo. Perché ti Eccolo qua il cambio, Tarantino che lascia il campo a D'Amico. Cazzo! Ma come si fa? Pallone che verrà riconsegnato dal direttore di gara Quando mandano quello, porca troia! al San Come Vito. si fa, oh? Ma come si fa a lanciare a rete? Ma come fai a Sacco toccarmelo? Ma come si calcia fa? Oh! in direzione di Kiev, può riprendere il gioco. Bulades. Gaio va giù, calcio di punizione. Si può giocare. Neri. Da Passero. Passero ancora. Da Neri. Prova a trovare il movimento di Sannasardo. Amaya può calciare. Si allunga Rusconi, che nega ancora una volta il gol al San Giorgio. Allo scoccare dell'ora di gioco, tantissime occasioni per i padroni di casa. Oh! Mulè, vai, Mulè, vai! Fermati, Vito! Al limite, Vito, al limite! Passero sul pallone. Pallone messo al centro verso Neri. Secan non riesce a intervenire bene sul pallone. Allunga l'azione con Mulè che può calciare al centro. Rusconi la fa sua. Scappami! Veloce là! Fabio! Rusconi prende tempo. Arbitro ovviamente che conta i secondi e costringe il portiere del San Vito a calciare in avanti. Vieni, Vito! Lamin. Vito! Guaiana pressa timidamente. Allora Lamin calcia in avanti. Passero, interviene Ndiaye. Neri. Yamme calcia in avanti. Ndiaye mette in rimessa laterale, subito battuta da Passero. Sannasardo spinto, non c'è nulla. Yamme ancora il pallone a cercare Passero. Ferma l'azione il San Vito, pallone in rimessa. Yamme trova Ndiaye, poi Candela non riesce a controllare. Mustaccia d'esterno, prova ad allontanare in zona Gaio, che riesce anche a ottenere il calcio di punizione. È pentito del rigore, lo fisca tutte, oh. Gioca, Diachi! Vito, falla, Vito, con Passero! Falla, Vito! Sul pallone sia Sannasardo che Passero. Provala, Vito, provala! Vito, provatela, Vito! Parlano Sannasardo e il direttore di gara Pecora, due uomini in barriera. Provala! Passero mette al centro a cercare Yamme di testa, poi Sannasardo che può infilarsi in area di rigore, non riesce a controllare, viene spinto quel tanto che basta per perdere il momento della giocata. È rimessa dal fondo. Chieffo. La Commare. D'Amico. Corre qua Bulades. Mulè mette il piede e ferma l'azione del San Vito. 62 sul cronometro. Che è vergognoso quello che ho visto oggi, è vergognoso. Ma come cazzo fa a dare un rigore del genere, oh? Ma come cazzo fate a non dare un rigore del genere, oh? Ma come fate, oh? Pallone per Guaiana. La Commare. Non è ottimo il controllo, però Bulades riesce in qualche modo a farla sua. D'Amico danza sulla palla, che poi torna indietro da Capitan Chieffo. Poi nuovamente da D'Amico. Groviglio di gambe, ne esce bene il numero 8. Bulades scambia con la Commare, che mette al centro dove c'è Guaiana che salta. Non riesce ad andare in zona porta di Lamen. Poi va giù D'Amico. Gaio può allontanare in sforbiciata. Si era avvicinato anche l'estremo difensore del Piana. Azione confusa. Esce il Piana come può con Candela.
Sacco sul pallone, la tocca con la mano, calcio di punizione. Passero la batte subito a giocare con Gaio che calcia in avanti dove c'è Sannasardo, interviene Ndiaye di testa che rischia di mettere in difficoltà Rusconi con l'avvento di Secan. E Rusconi che può calciare in avanti. Yamme, Mustaccia la mette giù sul pressing di Sannasardo. Neri, bravo in questo caso a cedere a Diakate. Amaya, giocata del numero 9 che vede la sovrapposizione di Moulet, preferisce andare da Secan, scambiano i due, poi la palla che torna a Moulet che mette al centro, Rusconi si allunga e la fa sua e fa ripartire subito i suoi con Bulades che controlla, alza la testa e comincia ad accentrarsi con Sadotti che arriva, controlla su pressing di Passero che mette il piede e riesce a riottenere il possesso del pallone. E allora Fefe Amaya che può sfidare Ndiaye, aspetta il movimento di Secan, poi scambio tra il numero 19 e il 9 che non si capiscono. Pallone che torna in possesso del San Vito, qui Sannasardo, Secan ancora sua. Pallone calciato al centro, trova la deviazione di Aziz Touré, calcio d'angolo e altra occasione per il Piana che in questi 65 minuti di gioco ha costruito tanto, tantissimo, anzi gran parte delle palle gol da palla inattiva dai piedi di Passero. Fai attaccare lui e si stacca lui, Lamin! Numero 4 pronto a calciare dentro, Vai, Vito, vai, movimento Vito! di Gaio, Vai, Vito! si allarga Sannasardo, pallone messo al centro, riesce a uscire e a farla sua Rusconi per fare ripartire il San Vito. Bulades mette il turbo, Neri prova ad affrontarlo il pallone, a cercare Guaiana, no, c'è il fuorigioco, invece sì, aspetta un po' il direttore di gara ad alzare il braccio su indicazione dell'assistente. Un altro cambio in casa San Vito. Un lato. Esce Sadotti ed entra Finelli. È qua Lamin! Vedete il numero 11 prendere posizione in campo. Si ripartirà Mario! dalla punizione per fuorigioco calciata da Lamin. Mario! C'è vicino Neri. Vai, Lamin, subito, alle spalle di Mario. Se passa c'è Mario solo. Lamin calcia in avanti a cercare Yamme. Passero. Qua, scusate anche il mio intervento, però colpo pericoloso in questo caso. C'è un altro cambio in casa San Vito. No, il direttore di gara non permette ora il cambio. Alla prossima interruzione ci sarà la sostituzione con Petrullo pronto ad entrare in campo. Touré prestato da Amaya in due su Rusconi, ovvero Amaya e Secan. Si avvicina a Finelli, ottimo stop di D'Amico che può correre con Passero che lo infastidisce. Il pallone verso Finelli, Yamme prova a contenerlo, va giù e calcio d'angolo per ultimo tocco di Yamme. È entrato bene Finelli. Cambio. Esce Sacco, lo vedete, Prepara Barbara. ed entra Petrullo. Non so se avete sentito la battuta in sottofondo dalla panchina del San Vito. Cambio 14-18. San Vito che scherza, era 15-18. Angolo. Mario! Ce la fai! D'Amico sul pallone. Tanto movimento in aria. Salta Guaiana, va giù Mustaccia. Non c'è nulla. Anzi, non è Mustaccia, è la Commare
che resta a terra. Pallone comunque che dall'angolo si è fatto tutta l'area di rigore non riuscendo a trovare nessuno pronto a intervenire. Sospiro di sollievo per il San Giorgio. È rimessa laterale per gli uomini di Mister Boncore, che lo sentite urlare per dare indicazioni ai suoi. Vicinissimo alla nostra postazione. D'Amico, la Commare. Gaio mette una pezza e fa ripartire i suoi. Direttore di gara che intanto perde tempo nel fischiare il fuorigioco. Fuorigioco di rientro di Amaya che era intervenuto, assistente che aveva alzato subito la bandierina e poi dovuto urlare non poco per farsi sentire dal collega, dal messinese Pecora, che ora ha chiesto un attimo di pausa per potersi allacciare gli scarpini. La sicurezza prima di tutto, dunque fischia, si riprende. 69 sul cronometro. Chieffo a cercare Bulades, Guaiana di petto, fuori gioco. Prendi sta palla, dai, Robè. In questo caso è stato molto più semplice notarlo, avendo l'assistente proprio davanti Fatelo dare, alle nostre telecamere. Neri scambia con Yamme che arriva sul pallone, calcia in avanti a cercare il movimento tra Sekan e Sannasardo. Pallone calciato nuovamente in avanti con Neri che di testa appoggia il pallone all'Amin che calcia in avanti, dove c'è Sekan che prova a prendere posizione su Aziz Touré, che di testa è costretto ad allontanare senza fronzoli in rimessa laterale. Prova ad accelerare ovviamente la giocata il San Giorgio con Candela che scambia con Sannasardo. Qua Diakate non riesce a controllare in prima battuta, allora è Neri che può salire, si avvicina a Sannasardo, pallone scambiato con Yamme che mette al centro dove c'è Sekan che spinge un poco Chieffo per cercare di intervenire sul pallone, ma la sfera arriva tranquillamente tra le mani di Rusconi che calcia in avanti, prende posizione Guaiana su Gaio che salta di testa, la prende la prima volta, la prende anche la seconda volta nonostante lo spintone di Guaiana. Ndiaye di testa da Finelli, Passero ancora, il pallone è in possesso del San Giorgio con Diakate che riesce a trovare Sekan. Touré interviene, colpo di tacco di Sekan che riesce a ottenere la rimessa laterale, batte subito a cercare il movimento di Sannasardo che controlla, mette verso Amaya, murato dalla difesa del San Vito, poi Guaiana spinta da Neri, non c'è nulla per il direttore di gara. Si riprende subito con Yamme che batte frettolosamente sbagliando la rimessa. Alessio! Torna indietro da Lamin. Calciata in avanti a cercare il solito Sekan. La Commare prende posizione e difende bene il pallone che va tra le mani di Rusconi. Bulades non riesce a intervenire perché c'è il sempre presente Moulet. Poi D'Amico fa sportellate con Candela. Chieffo prova ad allontanare il pallone, deviazione di Sekan. È rimessa laterale. È pronto ad entrare Barbara. La prossima interruzione, cambio in casa piana. Attenzione qui Finelli che ha la possibilità di stoppare, scambiare con Guaiana. C'è tutto solo Ndiaye. Sbaglia qui il controllo Bulades, ma tantissimo spazio per Ndiaye che non è stato visto dai suoi. Pallone che si spegne in rimessa. Dai, Martinez, ed eccolo qua, l'abbiamo detto. Barbara pronto ad entrare al posto di Yamme. Martinez! Vieni! Mezzala e lui dietro le punte. Barbara prende il posto di Yamme in campo.
Candela pronto a fare riprendere il gioco al fischio del direttore di gara che è appena arrivato. Vanno a cercare Sekan. Diakate interviene su D'Amico, poi qua Candela che alza il pallone, prende posizione la Commare che non fa intervenire Sekan. 18. Mancano 18. Ma chi l'ha tirata? Guaiana. Sì, Mario! Petrullo Sì, Mario! non riesce a intervenire qua. Zizze Touré prova a controllarla sul pressing di Sannasardo, sbaglia Mustaccia, Passero viene trattenuto, però riesce a dare il pallone a Sekan che corre, cerca di intervenire sul pallone per accentrarsi, riesce però ad ottenere l'angolo, resta giù a Zizze Touré. Fai gol, da! Oh! Oh! Mi senti a me? Concentrati sulla palla che fai gol! Numero 4 che si rialza, aiutato Aspetta! da Jesse Finelli. Passero. Da! Da! Mette al centro Passero. Pallone in zona Gaio che ripete al centro. Touré di testa, allontana. Pallone per Finelli. Corre Guaiana. Vito, più forte, Vito, va bene, bravo. Prova il tunnel su Sannasardo. Chiude le gambe il numero 10. È giallo! È giallo! Poi attenzione. Guaiana e Neri entrano in contatto. Ma non vedi niente! Non vedi Scende un niente! attimo la discussione. Dai, Ale, dai, Ale! Rimessa laterale per il San Vito con Ndiaye che scambia con D'Amico. Ancora D'Amico che ha la possibilità di danzare sul pallone. Diakate non riesce a intervenire, corre Barbara, Ndiaye la mette al centro, pallone che termina Dai, fai il cambio! in rimessa laterale. Oh, me lo fai il cambio! Martina, su capisse! Oh, tirate in arriere, fai un Intanto Neri e Guaiana continuano la discussione. Oh, sulla seconda palla, centrale. Candela calcia in avanti verso Sekan. Ndiaye che riesce a scambiare con un compagno. Poi Petrullo. Barbara calcia in avanti a cercare il movimento di Sekan. Bravo Touré a scambiare con Rusconi che di prima torna subito da Zizze Touré. Petrullo. Touré. C'era Sekan in agguato, però il pallone arriva a Chieffo. Bulades. C'è vicino D'Amico, scambio 1-2 veloce. Candela prova a far rallentare il gioco del San Vito. Mustaccia, si torna da Capitan Chieffo, chiama il pallone, lo avete visto, ha alzato le braccia a Ndiaye, però si torna da Aziz Touré. In avanti da Mustaccia, corre Bulades, Gaio la fa rimbalzare, poi Guaiana non riesce a intervenire. E Capitano Gaio e caccia in avanti. E ora sì, che è possibile fare il cambio. Esce Candela. Entra Martinez. Rimani, Fede, fai lavorare a lui. 8-18. Entra Martinez. Non avete visto uscire dal campo Candela perché era dall'altro lato del terreno di gioco e dunque ha preferito uscire dall'out lato tribune. 13 più recupero per Martinez per tentare di fare male al San Vito. E qua può correre subito il numero 18 che viene chiuso da Chieffo. D'Amico. Accorcia, Fabio! Scambio con Petrullo che calcia in avanti a cercare Guaiana in posizione di fuorigioco non segnalato per lasciare ovviamente la possibilità al San Giorgio di riprendere subito.
Pallone calciato in avanti verso Barbara. Mustaccia interviene, calcia in avanti nuovamente da Guaiana. Guaiana arriva Gaio, attenzione, tocco di mano e calcio di rigore. Ma cosa fai? Secondo me. Oh! Tocco di mano di Capitan Gaio visto dal direttore di gara. Ma che cazzo state facendo? Andiamo noi negli spogliatoi, mister! Andiamo noi negli spogliatoi, mister! Ma come cazzo fai, oh? Facciamo come hanno fatto loro, mister! Andiamo negli spogliatoi anche noi! Questo è quando vedi che Sul pallone in tre, tante polemiche per questo rigore assegnato da Pecora al San Vito al 78esimo. Sul pallone in tre. Guaiana, Bulades e D'Amico sembra essere ovviamente interessato alla battuta Guaiana. Oh! Vabbè, lascialo perdere, Robbe, ma lasciali Guaiana contro Lamin. Ma lasciali perdere. Ma lasciali perdere, Robbe. Lasciali perdere. Lasciali perdere, oh, guarda che c'è là. Ma lasciali perdere, oh. Dovete stare attenti a altre cose, non che se ne andate qua. Ma se la c'è, ma la fai giù. E intanto in panchina piana c'è un altro espulso. Ma come si fa? È una vergogna, sei vergognoso! Rigore. Dunque allo scoccare dell'80esimo occasione per Guaiana di portare il match in direzione San Vito Lo Capo. Guaiana contro Lamin. Fischia il direttore di gara. Parte Guaiana. Spiazzato Lamin. E 1-0 del San Vito Lo Capo, che all'80esimo minuto si porta in vantaggio. Oh, ma ragazzi, hanno rovinato una stagione. Oh, ma hanno rovinato una stagione. Hai visto a cosa serve? Ritirarsi alle partite, mister, a questo! Ritirarsi alle partite serve a questo! La domenica successiva... Freddissimo. È normale! Guaiana dal dischetto È tutto chiaro! e regala l'1-0 al San Vito Lo Capo. Che schifo, che schifo, che schifo. Al primo tempo rigore netto, che schifo. Pezzi di Deve ricostruire tutto il San Giorgio Piana con questo rigore che ha spiazzato Lamin. Freddissimo dagli 11 metri Guaiana. Barbara può correre, non riesce. 9 più recupero per gli uomini di mister Boncore per cercare di trovare il gol del pari. Ma cosa ti sta dicendo? Ma cosa ti ha detto? Ti ha offeso? Ndiaye in avanti, Guaiana. Fallo di Neri forse su Petrullo. Calcio di punizione. Mustaccia da Ndiaye, si torna da Rusconi. Pallone calciato in avanti, c'è Fefe Amaya che controlla, calcia Rusconi, si accartoccia sul pallone e la fa sua. Moulet interviene sul pallone, calcia in avanti a cercare il solito Amaya. Chieffo salta e la fa sua. Diakate fa altrettanto. Poi il pallone che arriva verso Sekan, che scambia con Amaya. Si alza la sfera, passero di testa. Pallone verso Barbara che può calciare. Murato da Ndiaye, che si sacrifica e prende una pallonata non indifferente sul volto, ma si immola per il San Vito, per alzare il muro
davanti alla porta di Rusconi. Calcio d'angolo. Si rialza Ndiaye. Passero sulla sfera. Calcia a cercare Neri. Va giù un giocatore del San Vito. Mulè, Secan in rovesciata. E calcio di punizione per fallo in attacco. Oh, Ale, non molliamo, dai, continua! Si riparte su ovviamente fischio del direttore di gara. No, perché ovviamente l'azione lo consente. Rusconi sul pallone. Calcia in avanti. Bulades salta, ma non quanto Mulè, che mette in rimessa. Bulades in avanti, di tacco Mulè riesce a intervenire e allontanare, poi il pallone è in direzione guaiana. Cicca qui un gaglio, pallone ovviamente giocata non è volontaria, che arriva verso Lamine, che può tranquillamente controllare il pallone. Qui Amaya scambia con Barbara e Ndiaye senza Fronzoli, mette in rimessa. Passero lascia la battuta a Barbara, numero 15, che andrà sicuramente lungo. Si avvicina Diakate, preferisce andare da Secan di testa, allunga in direzione Amaya. Neri, pallone che resta lì, calciato in avanti, Ma perché queste palle così? che si spegne sul fondo. Era una conclusione quella di Neri. 85 sul cronometro. Non finita! Rusconi in avanti, calcia dove c'è Neri, che riesce a intervenire. Passero riesce a intervenire senza fallo secondo il direttore di gara su D'Amico. Poi calciato in avanti dove poteva esserci Bulades, che però non azzarda la corsa. Pallone che arriva a Lamin, che scambia subito con Neri. Passero, corre Martinez, non riesce a controllare bene, ma riesce a tenerla in campo. Allora Barbara ottiene la rimessa laterale. Barbara, Martinez trova la deviazione di Ndiaye. Pallone di Barbara per Passero. Barbara prova in qualche modo a metterla al centro dove c'è Martinez, che non riesce a intervenire, e allora può giocare Mustaccia, che scambia con Ndiaye, che calcia in avanti dove non c'è nessuno se non Mulè, che prova a rimetterla in zona Secan. D'Amico, la Cicca, pallone che torna in possesso del San Giorgio con Sanna Sardo. Pallone che danza sulla tre quarti, allontanato dalla difesa del San Vito. D'Amico calcia e può far correre Guaiana. Lamin in tutta tranquillità la tiene e la dà a Barbara, che alza il campanile. Neri prova in qualche modo a metterla in avanti, non riesce. Attenzione qua a Lamin, che di testa sbaglia il controllo. Bulades calcia e pallone che termina fuori, ma occasione ghiotta per il San Vito. Non si sono capiti qua i giocatori del San Giorgio. E brivido. Lamin calcia in avanti a cercare Neri, che calcia, va giù per tocco di Aziz Touré. Calcio di punizione, 3 più recupero alla fine, che sarà sicuramente sostanzioso viste le tante interruzioni. Batte subito Diakate a cercare Passero. Barbara sfida Finelli, ancora Barbara che mette il turbo, mette al centro, trova la deviazione in calcio d'angolo. 2 minuti, passata.
Sale anche Lamin. Uomo in più in area di rigore. Mister Boncore ha chiesto al suo numero 1 di salire in area di rigore per tentare il tutto e per tutto. Passero sulla sfera. Calcia in avanti proprio a cercare uno tra Neri e Lamin. Moulet non riesce a intervenire. Rimessa laterale per il San Giorgio con Lamin che torna indietro e ottiene il pallone. Giocata su D'Amico, mette al centro il portiere Barbara, controlla, calcia! E c'è la rete all'89esimo! Barbara la pareggia su giocata di Lamin. 1-1. Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto Barbara, che trova il gol del pari per il San Giorgio. Dario, 5 più recupero, giochiamo. Signore, è ganno, signore. Oh, vedi cosa ti devi inventare ora? È ganno, signore. Il pareggio del San Giorgio più che meritato, bisogna dirlo, per quanto costruito dalla squadra di Mister Boncore in questi 89 minuti di gioco. Tanto nel primo tempo ma anche nel secondo. Secan prova a correre e a intervenire su questo pallone, dove si allunga Rusconi, che calcia in avanti a cercare Bulades, salta Moulet, non riesce a intervenire Sannasardo. E ora ovviamente c'è tanta voglia da parte del San Giorgio Piana di trovare il gol che può regalare i 3 punti. Rimessa laterale per il San Vito con Bulades sul pallone. Si avvicina Guaiana. D'Amico riesce a toccare per Mustaccia, che allarga per Finelli. Finelli sfida Barbara, che riesce a intervenire, poi va giù. Vai Mario, vai Mario. Non c'è nulla. Secan di petto, prova ad allungare per Martinez, ma c'è Chieffo. Petrullo, ancora da Chieffo, la giocata. Secan interviene, poi forse c'è il tocco di mano di Chieffo, richiesto da Maia. Non c'è nulla per il direttore di gara, allora Neri calcia in avanti a cercare Fefe Amaya in posizione regolare d'esterno. Aziz Touré interviene, ancora Amaya. Martinez prova a scambiare nuovamente con Amaya, alza la sfera Aziz Touré. Barbara, la palla che resta lì. Passero, non Vai. riesce a tenere viva l'azione offensiva con Neri, che si accontenta della rimessa laterale. Barbara sulla sfera, può mettere in avanti. Attenzione qua Martinez che va giù. Non c'è nulla per il direttore di gara. Moulet calcia in avanti, dove c'è Martinez. Scivola Secan in area di rigore. E poi Gaio che allontana. La giocata, Dario, dai Dario. Pallone messo in avanti a cercare Bulades. Gaio non interviene. Poi attenzione, calcia Bulades. Riesce a intervenire Lamin. E calcio d'angolo. Ma siete esauriti, oh. Ma come cazzo fa? La palla in e c'è una palla in. 5 minuti da qua. Quanto ti recupero, Peppe? Ma quando li ha dati adesso? Ma quando li ha dati adesso? Adesso li ha dati. Sul cronometro 91:49. Quindi 5 minuti di recupero partiti già da 1 minuto e 48. Pallone messo al centro. Va giù la Commare. Non c'è fallo. Non riesce a intervenire Ndiaye. 3 ancora da giocare. Lamin gioca subito a cercare Neri. Arriva in agguato Mustaccia, che viene colpito dalla sfera. Un'altra rimessa laterale per... Non serve più la chiacchiera, è andata. Fatela vedere la metti. Neri sul pallone. Interviene Petrullo. D'Amico
Gaio, bravo qui da ultimo. Martinez controlla con Passero. Poi attenzione qua Mustaccia che calcia e rischia di colpire il giocatore del Piana. Va giù Barbara. Calcio di punizione. Andiamo! Andiamo! 94esimo che sta per scoccare. Si entra negli ultimi minuti di questa sfida fatta di tante occasioni da gol, soprattutto per il San Giorgio, che ha trovato il gol del pari all'88esimo, anzi all'89esimo, scusate, con Barbara. Andiamo, Dario! Schema Andiamo! di punizione tra Sannasardo e Passero. Vedremo se si svilupperà come quello visto poc'anzi, con il tocco di Passero per Sannasardo e poi palla nuovamente al 4 che mette al centro. Fischia il direttore di gara ed è così. Passero però si mette in proprio, scambia con Sannasardo che mette al centro. Guaiana da difensore aggiunto allontana e c'è Moulet che lascia a Lamin. Largo Moulet, alza la testa, mette al centro dove c'è Secan che stoppa di petto, poi calcia Martinez che non riesce a impensierire Rusconi che calcia in avanti, dove Capitan Gaio può intervenire di testa per appoggiare a Lamin. Calciato subito il pallone in avanti con Secan che di testa prova di intervenire nonostante il pressing di Ndiaye. Secan mette al centro, pallone svirgolato del numero 19 e pallone che si spegne sul fondo. Possibile ultima occasione da gol che si conclude così per il San Giorgio. Rusconi che gioca col cronometro, 30 alla fine. Rusconi calcia avanti. Martinez, Amai a cercare il movimento di Secan e di petto. Ndiaye. Stai su, ancora un minuto c'è! E finisce qui. San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo si dividono la posta in palio con questo 1-1 che fa scontento forse mister Boncoro. Lo sentiremo nel post match per quanto costruito dai suoi in campo. Partita che si decide praticamente nei 10 finali con il rigore realizzato da Guaiana per fallo di Gaio, calcio di rigore assegnato per fallo di mano di Gaio secondo il direttore di gara. Freddissimo sul dischetto Guaiana. 9 minuti più tardi arriva il gol di Barbara su lancio lungo di Lamin ed è dunque 1-1 tra San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo, che come all'andata si dividono i punti, un punto ciascuno, quindi tra San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo 2 punti in queste sfide. Punteggio che ovviamente non aiuta tanto la classifica per nessuna delle due squadre, ma il campo ha detto questo: tra San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo è 1-1, gara decisa come detto dal rigore di Guaiana e dal pareggio siglato all'89esimo da Barbara. Dunque dall'impianto Licauli di Piana degli Albanesi è tutto. Ribadiamo il punteggio: San Giorgio Piana e San Vito Lo Capo pareggiano 1-1. Da parte di Luca Buccieri è tutto, amici di Sportisidi. Vi auguro buona domenica e buona conclusione di fine settimana.